piccola anteprima, io possiamo darci del tu. Io ti conosco artisticamente da un bel po' di tempo, io sono del 2000, per cui ho conosciuto il Vaillant tramite una cassetta videoregistrata che mi ha fatto vedere mio nonno, e da lì poi insomma mi sono appassionato al tipo di teatro di cui ti occupi, e ho avuto modo anche di vederti dal vivo in un paio di occasioni sempre qui a Verona, ero là quando hai fatto Boomers. Ecco, la prima domanda che volevo farti è più di stampo personale, cioè abbiamo parlato di Bestiario Idrico, che è lo spettacolo che vai qui a proporre domenica 21 e lunedì 22. È uno spettacolo legato alle storie relative all'acqua, in particolare relative ai fiumi, e questo mi porta a pensare a tutto quel legame umano con l'aspetto geomorfologico, idrogeomorfologico del territorio. In tal senso questa cosa non è nuova, l'abbiamo visto anche in sede di conferenza stampa, e anche Ungaretti nel 1931 aveva scritto una lirica, I fiumi, dove appunto andava a, diciamo, descrivere, raccontare i fiumi della propria vita. Ecco, in questo caso quali sono i fiumi di Marco Paolini? Ce n'è uno che evidentemente fa da spartiacque, è il fiume sulle cui rive ho visto il mondo, è il Piave. La casa dove sono nato io è a pochi passi dal Piave. Non continuo istintivamente a collocarmi mettendo le spalle alla sorgente e la faccia alla foce. Sono nato in destra Piave, sono a Verona oggi, siamo sempre in destra Piave, quindi gioco in casa. Bene così. Anche Bestiario Idrico, come tutti gli spettacoli che porti, ha delle forti connotazioni tematiche di attualità. Abbiamo parlato anche in sede di conferenza stampa di quello che non deve essere intesa come una tragedia, bensì come una trasformazione continua che riguarda tutti e tutto il territorio. Abbiamo citato la Verona ottocentesca, che ancora non disponeva di immagini che sono stati costruiti in seguito alla piena del 1882, e abbiamo parlato anche del rapporto che si è perso, cioè quello tra la cittadinanza ed il fiume, e più in generale quello che è il nostro vivere comune rispetto al fiume che ogni giorno magari vediamo passare sotto casa e di cui non conosciamo nulla. È possibile in tal senso recuperare questo rapporto, a tuo modo di vedere? No, non lo so, non si tratta di dare vita a un rapporto archeologico con il passato dei fiumi. È chiaro che non si va a prendere acqua dal fiume per venderla per la strada, così come le merci viaggiano via terra e non lungo il fiume, perché da quando abbiamo le strade ferrate hanno sostituito la navigazione fluviale. Le strade dell'epoca non potevano reggere un traffico commerciale. Finché non è arrivato l'asfalto, la concorrenza all'Adige l'hanno fatta le ferrovie. Solo nel secondo dopoguerra la strada si è riscattata, diventando il nostro viaggio principale. Quindi non credo che si tratta di, almeno dal mio punto di vista, il rapporto con i fiumi è quello che uno sceglie di avere, ma almeno un po' di consapevolezza del nome, almeno un po' di consapevolezza del perché le città sono lì, sulle rive, e perché non possono staccarsi. Qual è il sistema complicato di dipendenza uno dall'altro, in cui il fiume però non è solo un fornitore, non è qualcuno che consegna l'acqua e basta. No, è una città altrettanto viva di quella in cui viviamo noi. Sono sistemi complessi e estremamente integrati con la nostra vita, perché l'acqua la deriviamo, la portiamo a dare la forma alla campagna che conosciamo. Quindi in qualche maniera il racconto dell'Adige non riguarda il letto dell'Adige, ma tutto il paesaggio che abbiamo intorno. Una terza e ultima domanda, che è un po' di respiro più ampio, riguarda... Deve essere l'ultima. Sì, è l'ultimissima, giuro. Giuri? Giuro, è l'ultimissima. Ho giurato. Il teatro civile, insomma, anche qui ci siamo persi
nel divagare su quella poi che è un'etichetta, una definizione che diamo, ma la cosa che ho notato come, diciamo, amante del teatro, nel senso come spettatore, è che spesso e volentieri questo tipo di media nel grande bacino della comunicazione magari non è recepito molto dalle generazioni più giovani. Vuoi perché il mondo in questo senso sta andando in una direzione dove è molto più veloce, molto più superficiale, ma esiste la possibilità che il teatro civile, stricto sensu, possa in questo senso adattarsi, o è, come dire, destinato ad affievolire sempre di più il suo bacino di utenza? Ecco, io ti giro la stessa domanda e tutti e due cercheremo una risposta. Bene. Siamo di generazioni diverse, quindi non credo proprio di averla io pronta. Certo. La sfida c'è e vedremo. Bene. Però anche tu impegnati a cercare una risposta. Assolutamente sì. Va bene. Grazie mille, è stato Ciao. un piacere.